è chiaramente un grande alleato dei chitarristi e anche dei cantanti, perché ti permette di fare che cosa, Vincenzo? Ricordiamolo, puoi fare come se facessi il transpon sulla tastiera, no? Esattamente, Vai al ti permette microfono. di cantare comunque in certe posizioni e di suonare in certe posizioni. Quindi di cambiare le tonalità e di poterla cantare più o meno alta, più o meno alta. Allora siamo in diretta streaming qui diciamo da Piazza Vittorio dal Lab, abbiamo praticamente una serie di gruppi questa sera. Come va lì Pepper Music? Voi siete frequentatori anche della sala prove? No, noi purtroppo no, in realtà no, abbiamo uno studio privato anche noi ad affitto mensile. Sì. Poi te lo posso presentare intanto. Me lo devi presentare. E lui è Neno al basso. Un applauso per Neno al basso. Poi dovrei tirar fuori Stica, il batterista e anche il chitarrista. C'hai però... delle figurine, non ce l'hai? Non ho le figurine dietro. Beh, per questo bisognerà andare poi domenica appunto a Moncalieri dove ci sarà appunto il Pepper Music Fest. A questo punto invece hai preso il capotasto, hai cambiato la tonalità per fare che brano? Per fare Veleno. Veleno, attenzione, Veleno, loro sono di Vitagrama e quindi direi che è una canzone in tema. Grazie. Mi sveglio dopo un buon caffè, una maledizione su di me, il tempo che corre più forte di me, l'odore di bruciato che rimbalza nel tuo naso, altro non è che l'aria intorno a te. Non voglio stare immobile ad osservare il mondo in polvere, ad osservare il mondo in polvere, rigore di rendita, solo veleno intorno a noi. Il tuo motore come mai potrebbe andare ad aria, non lo sai, nessuno dirà mai. Il cielo a righe come se qualcuno avesse sciolto nuvole e bolle di frappè. Non voglio stare immobile ad osservare il mondo in polvere, su polvere, ad osservare il mondo in polvere, rigore di rendita, solo veleno intorno a noi. Non voglio stare immobile ad osservare il mondo. Rispondi veleno al mio rispetto, ti nutri del mondo come fosse un letto, pagando il disturbo e fingendo che sia tutto perfetto, tutto perfetto. Grazie. Questa era Veleno, una canzone un po' avvelenata. Sì. Vincenzo, qua, ma del resto poi come dire, avete anche un po' queste deviazioni, perché ho scoperto che addirittura sei uno che ascoltava i miei dischi, tu del Gioia, avete avuto una formazione un po' deviata, quindi ci sta, è vero che poi la mettete in musica. Senti, diciamo in questo caso quali sono adesso i progetti, a parte questo Pepper Music Fest, che cosa vi siete messi in testa di fare? Stiamo registrando il disco in questo momento, siamo ancora in fase di registrazione. Quindi la fase migliore, diciamo, quella dove potenzialmente... E l'uscita per quando è prevista? Guarda, l'uscita spero a breve, perché comunque abbiamo
tanto materiale da registrare, però il tempo è sempre poco, è sempre tiranno, come si dice. Quindi diciamo entro fine anno, esatto, fine speriamo almeno di sì. Va bene, allora questo sarà un brano, quindi un inedito che sta per entrare nel disco, il prossimo che ci fate ascoltare? Questi 3 tutti, saranno tutti nel disco. Quindi anche un test, quello che fate stasera, anche diciamo per rivedervi poi dopo in video. Allora, questa potrebbe essere uno dei singoli del prossimo album? Sì, decisamente. Questa è La Via, la prossima. La Via, qui abbiamo Vita Grama. Grazie. È in via. Questo qui è il via, non è la via, è il via. Ancora. L'unica cosa certa è la gravità, si cade sempre per terra, il tempo insegna che ci si rialza e non importa quanto tempo hai per imparare cosa serve qua e là, copia e incolla dove credi che sia meglio replicare un pezzo di realtà. Se domani fosse diverso, se domani il mondo ruotasse all'inverso, se domani fosse diverso, se ti senti vuoto di immenso, se domani fosse diverso, domani la vita mostrerà la via. La strada scelta di indovinare, l'incognita regna sovrana su di noi, non gratta e vinci dice la verità, e non importa quanto tempo hai, raccogli quel che sei seminato qua e là, è una salita, una discesa che va senza freni verso l'eventualità. Se domani fosse diverso, se domani il mondo ruotasse all'inverso, se domani fosse diverso, se ti senti vuoto di immenso, se domani fosse diverso, domani la vita mostrerà la via. Grazie. Vita Grama, noi facciamo un grosso in bocca al lupo anche per questo disco che state registrando, grazie per esserci venuti a trovare qui al salotto, rinnoviamo. Grazie a voi per l'invito, davvero. Grazie ancora e in bocca al lupo a Vita Grama. Adesso un cambio palco un po' più lungo del solito.